Conferenza stampa del questore di Agrigento, stamani Rosa Maria Raci per avviare un bilancio dell'attività della questura di Agrigento per l'anno in corso. I dati tracciati del questore sono favorevolmente positivi, i reati in genere rispetto allo scorso anno sono diminuiti di circa 10.368 nel 2020 a 10.483 nel 2021, nel 2022 sono scesi a 9.697 con una variazione del 7,50%, gli arresti ai fermi sono diminuiti da 736 dello scorso anno a 604 del 2022. La maggiore attenzione viene assorbita dall'arrivo dei migranti che quest'anno sono aumentati raggiungendo quota 1.220 con 41.532 arrivi, cosa che ha impegnato tutte le articolazioni della questura e dei vari commissariati periferici. Le raccomandazioni del questore arrivano anche per questo fine anno in vista delle festività, con un'attività di controllo capillare del territorio. Un'altra raccomandazione viene fatta ai genitori di controllare maggiormente i propri figli per evitare risse come quella successa a Natale, i cui componenti erano per lo più minorenni. È stato un anno molto faticoso, ma siamo soddisfatti dei risultati ottenuti perché lo sforzo che abbiamo messo per cercare di continuare a controllare il territorio implementando le pattuglie per garantire il prodotto sicurezza ai cittadini ci ha premiato in una deflezione dei reati commessi nella provincia e in un aumento enorme delle persone controllate e dei veicoli controllati. Per ciò che riguarda il dato provinciale assoluto siamo ad un più 37% di persone controllate. Siamo arrivati addirittura a controllare persone sottoposte a misure privative della libertà personale, misure di sicurezza e di prevenzione che supera le 40.000 unità. Pertanto è un'attività che nonostante la pesantezza del fenomeno migratorio che grava questa provincia come è notorio, non abbiamo abbassato la guardia per ciò che riguarda invece la sicurezza provinciale e le misure di prevenzione messe in atto per evitare che i reati vengano commessi. In aumento anche i controlli locali della Movida? Abbiamo fatto molto sforzo sin dall'estate scorsa a controllare i locali della Movida, sia con servizi predisposti sulla base delle direttive del signor Prefetto nei comitati di pubblica sicurezza, sia nei controlli che noi abbiamo fatto di carattere amministrativo sui locali in cui chiaramente i giovani si riuniscono. Abbiamo sospeso molte licenze perché abbiamo visto o che non si rispettavano i dettami previsti per la sicurezza dei locali da ballo o perché gli esercizi pubblici erano ricettacolo di persone controindicate o di pregiudicati. Attenzione alta per quanto riguarda il Capodanno? L'attenzione è molto alta per quanto riguarda il Capodanno, noi non andiamo in ferie, le nostre pattuglie controlleranno e stiamo esaminando tutte le documentazioni che ci hanno presentato per poter autorizzare le feste di fine anno e controlleremo chiaramente tutti coloro che faranno festa abusivamente, per cui saranno contravvenzionati. Voi ci siete, ma ci devono essere anche i cittadini. È chiaro che in questo la collaborazione dei cittadini ci aiuta molto, sia nelle segnalazioni di feste di cui ci sfugge la Commissione, sia nel testimoniare, una volta che noi interveniamo e controlliamo, nel testimoniare ciò che hanno visto magari prima dell'intervento nostro. Anche la collaborazione dei gestori dei locali pubblici è importante, che spesso fanno finta di non vedere quello che succede. Sì, sicuramente anche il titolare della licenza ci può dare più di una mano nel cercare di farci capire cosa è successo all'interno del locale, come si è svolta una commissione di un reato e chiamarci nel caso in cui vede qualcosa che non va bene, in modo da permetterci un intervento senza danni all'incolumità pubblica, chiaramente senza che si sfoci in una rissa a colpi di sedia. Sempre più frequenti appunto le risse tra i giovani, il video di questi giorni lo dimostra. Più frequente no, non lo direi assolutamente, perché sono state di molto inferiore numericamente a quelle successe nell'anno passato e questo ci conforta nel darci ragione delle misure di prevenzione adottate nei riguardi di tanti ragazzi che, identificati per una rissa e denunziati all'autorità giudiziaria, sono stati impediti nel poter andare allo stadio, nel frequentare alcuni locali. Pertanto questo ci ha dato ragione, perché il dato è assolutamente diminuito. Sappiamo che negli ultimi giorni è stata commessa una rissa e stiamo cercando di lavorare
per cercare di addivenire all'identificazione degli autori. Quali sono le prospettive, le aspettative per il 2023? Le aspettative per il 2023 è di lavorare sempre con maggiore sicurezza sul territorio e di avere anche una maggiore collaborazione da parte dei cittadini per ciò che riguarda l'attività che noi con grande fatica mettiamo in campo. C'è un'attività di controllo per i botti di fine anno? Certamente sono attività che noi facciamo di consueto, è stato da poco rinvenuto un grosso quantitativo di materiale esplodente, è stata arrestata una persona nella scorsa settimana. Sono delle attività che ci chiaramente demanda il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e che noi facciamo tutti gli anni per cercare intanto di evitare i danni prodotti dalle materie esplodenti e per sequestrare tutto ciò che è illecito e illecitamente detenuto.